Caimani del Piave, che è un'associazione che fanno delle come si dice, rievocazioni storiche, con i loro contatti, una cosa e l'altra, col computer, sono riusciti a trovare esattamente la tomba dove è sepolto il nonno di mio marito, Bonato Francesco. E per noi è stata una cosa meravigliosa. Tanta soddisfazione nelle parole di Ubaldina Manera, che noi avevamo incontrato ancora 3 anni fa, in occasione della scomparsa della zia Lucia, morta a 105 anni, ultima orfana di guerra. In quell'occasione la nostra affezionata telespettatrice aveva lanciato l'appello di poter ritrovare la tomba del nonno Francesco, alpino bassanese deceduto a soli 35 anni durante la Grande Guerra in terra ungherese. E grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori storici trevigiani, il desiderio è stato esaudito. Per noi è stata una grandissima soddisfazione trovare già dove è sepolto. E hanno fatto una cerimonia lì meravigliosa, hanno cantato la Monte Grappa e poi hanno fatto l'inno nazionale. E io e mio marito siamo rimasti sconvolti, contenti e basta. La gioia di Ubaldina Manera nell'avere ritrovato il nonno dell'adorato marito viene smorzata però da quello che lei definisce disinteresse da parte del bassanese. Non è che qualcuno si sia interessato qui di Bassano, diciamo, tra parentesi, che ho un po' il dente avvelenato. E lancia un appello in vista del centenario di quella prima grande adunata degli alpini che cadrà nel 2020. Spero proprio che si muova qualcosa qua di Bassano, perché il nonno Bonato Francesco era un alpino del 6° battaglione Bassano del Grappa. Sarebbe una cosa meravigliosa che tornasse qua con noi dopo 101 anni.